Buongiorno a tutti, benvenuti sul canale, benvenuti in un nuovo video e benvenuti nella Valle del Mis. Oggi mi trovavo qui nel Parco delle Dolomiti Bellunesi, avevo intenzione di fare un percorso ma sono partito un po' tardi, non ho trovato posto e quindi ho ripiegato in qualcosa di magari meno impegnativo, meno difficile, però di ugualmente interessante. E siamo qui nella Valle del Mis per vedere i cadini del Brentone e magari capirne di più e scoprirne di più. Dico siamo, perché quest'oggi non sono da solo e in compagnia con me c'è l'orgoglio di tutte le massaie dell'altopiano dei 7 comuni. Colui che fa vibrare il cuore di tutte le donne. Oh, Addirittura faccio questo effetto. colui, il mitologico Jacopo Tessari. Ciao a tutti iscritti di Alessandro, è un piacere tornare qui col vostro youtuber preferito. Eh, fantastico, fantastico. Era da tanto che non facevamo un'escursione insieme e siamo qui per goderci la bellezza della Valle del Mis e portarvi con noi. Vamos, let's go! Nel cuore del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, la Valle del Mis custodisce un angolo di natura spettacolare, tra il lago artificiale e le imponenti vette dei Monti del Sole. Qui abbiamo un cartellone che ci indica un po' il percorso che dovremmo fare in una mezz'oretta del percorso ad Anello, spiega come è stata l'evoluzione e come si è creata quest'area. Sono marmitte di erosione scavate dal torrente. Insomma, qui c'è scritto molto bene tutto quanto. Un facile sentiero permette di costeggiare i cadini e di ammirarli da ponti di legno che li attraversano. Ci troviamo davanti ad una sequenza di 15 profonde cavità scavate dalle acque del torrente Brenton che si getta da limpide cascatelle. Queste spettacolari marmitte di evorsione, situate nel cuore del parco, stupiscono per la bellezza dei colori e la perfezione delle forme. Lo spettacolo dell'acqua e l'armonica musica delle cascate, sorda, incessante ed inebriante, sono carezze magiche. Un incantesimo che rapisce e svuota la mente dai pensieri e regala momenti di felicità. Avete visto come alla natura non serve niente per essere così meravigliosa, fa il suo corso nei secoli, nelle ere. Pensate anche all'erosione dell'acqua, cosa ha creato e la bellezza, insomma, di queste zone che Madre Natura ci concede di vedere. Questo è il torrente dove nella parte alta di là abbiamo appena visto i cadini. Qui si trova e si congiunge con l'altra parte del fiume e in fondo di là va ad alimentare il lago del Mis.
Negli incantati e misteriosi meandri della Valle del Mis, l'acqua è protagonista e i Cadini del Brenton un capolavoro della natura. Centinaia di migliaia di anni di incessante lavoro per scavare queste enormi marmitte. E qui torniamo verso l'ingresso, da dove è partita la nostra scoperta dei Cadini del Brenton. Finisce questa piccola gitarella ai Cadini di Brenton. Era una cosa che comunque avevo in programma da qualche tempo, perché non ero mai stato da queste parti ed è stato un piacere per me condividere con Jacopo Tessari anche questa escursione. Però adesso io vi saluto, ma sapete che a me, quando inizia l'estate, ho una passione latente che nei miei video emerge preponderante in questo periodo dell'anno. Quindi se siete già stati qui in questo posto, scrivetemelo sotto nei commenti, fatemi sapere se il video vi è piaciuto, tutte le cose belle. Però visto che sono qua, io devo andare da un'altra parte, assolutamente, per forza, perché questa cosa chiama. E allora io vi rimando al prossimo video, altrimenti questo qua diventa un pippone super lungo. Quindi dalla Valle del Mis, io e Jacopo Tessari, iscrivetevi anche al suo canale. E se non l'avete ancora fatto e siete capitati adesso per la prima volta nel video di Alessandro, iscrivetevi. Le strade del Weird. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao. Ciao.